alla scoperta del porto fluviale di Aquileia. Benvenuti ad Aquileia! Dal 1998 la Basilica Patriarcale e l'area archeologica fanno parte dell'UNESCO. In tutto il mondo l'UNESCO è l'organizzazione per la cura del patrimonio culturale e naturale. Nel 181 a.C., cavalieri, fanti, centurioni e le loro famiglie arrivarono nel nord-est d'Italia per fondare Aquileia. In passato, per fondare le città, i Romani facevano dei solchi con l'aratro per delimitare il perimetro. A quel tempo Aquileia era circondata da boschi, fiumi, paludi e dal mare. I Romani bonificarono le paludi e costruirono canali artificiali per collegare Aquileia al mare. Come mai Aquileia era importante per l'impero romano? Perché era vicino al confine, perciò i soldati bloccavano le invasioni dei nemici. E perché Aquileia commerciava in tutto il Mediterraneo attraverso i canali e il mare. All'interno di Aquileia le strade formavano una griglia regolare. Dentro la città i Romani costruirono il foro, i teatri, i templi, le terme, le abitazioni e i magazzini. Intorno ad Aquileia i Romani costruirono mura di cinta per difenderla dai nemici. Fuori da Aquileia si trovavano le necropoli e i laboratori degli artigiani. Aquileia era circondata da canali. Ai lati dei canali si trovavano delle banchine per caricare e scaricare la merce. L'area del porto più conosciuta si trovava sul Natiso cum Turro. Il Natiso cum Turro era molto grande, era largo 48 metri. Oggi il grande fiume è diventato un piccolo corso d'acqua. Noi possiamo vedere le antiche banchine. Le banchine della sponda occidentale erano il confine di Aquileia. Le banchine della sponda orientale si trovavano in periferia. Dal grande arco inizia la passeggiata nell'antico porto fluviale. L'archeologo Giovanni Brusin ha progettato la strada alberata. Oggi la strada si trova al posto del Natiso cum Turro. Passeggiando sulla strada possiamo vedere le antiche sponde a destra e a sinistra.
Le banchine della sponda occidentale erano costruite in pietra d'Istria per resistere all'acqua marina. Su 2 livelli per avvicinare le navi durante l'alta e la bassa marea. Sulla sponda orientale c'erano una banchina e scalini che scendevano in acqua. Sui gradini e sulle banchine, a volte, erano incise tavole da gioco. Le persone giocavano mentre aspettavano le merci. Dietro la banchina occidentale si trovava un edificio molto lungo. L'edificio era un magazzino in cui si conservavano i prodotti. Dai magazzini i prodotti venivano portati al foro attraverso gallerie, strade e rampe. Al porto arrivavano molte merci, ambra e metalli, stoviglie in ceramica. I romani usavano le stoviglie durante i banchetti importanti. Durante gli scavi, gli archeologi hanno trovato molte anfore provenienti da tutto il Mediterraneo. Le anfore erano antichi contenitori in ceramica, adatti per il trasporto in nave. Le anfore contenevano vino, olio, grano e pesce sotto sale.